3 giorni di appuntamenti aperti a tutti, 70 chilometri da percorrere tra cibo, musica, arte, spettacoli, pedalate, passeggiate e attività di animazione per grandi e piccini, un calendario di appuntamenti da vivere in sella, pedalando tra un concerto e una degustazione o camminando ma anche usando i mezzi pubblici o raggiungendo in auto uno dei numerosi snodi della Treviso Ostiglia. Ecco, presentata la prima edizione del Treviso Ostiglia Fest. Un'iniziativa rivoluzionaria, direi, che vede per la prima volta 50 operatori tra associazioni, attività agricole, operatori culturali, realtà economiche, chioschi, realtà ristorative, mettersi in rete per dare alla Treviso Ostiglia un contatto diretto, la possibilità ai suoi fruitori di vivere il territorio rurale della Treviso Ostiglia, quindi dal Padovano, dal Campo San Pierese fino al Parco del Sile a Treviso, il Vicentino, l'area dei Colli Iberici, tutto il territorio attraversato dalla Treviso Ostiglia che si mette in mostra con tanti piccoli e belli eventi, una quarantina di opportunità che vengono messe in rete sui 70 km della pista ciclopedonale, che permetterà appunto a questo territorio di rivolgersi in maniera ambiziosa al futuro dello sviluppo turistico rurale e ciclabile di questa bellissima area del Veneto centrale. Posta nel cuore del Veneto, la Treviso Ostiglia è un crocevia di ciclabili e strade secondarie e permette di collegare idealmente tutti i luoghi più importanti della regione, creando un legame tra le città d'arte, il mare e le montagne. Dare questa possibilità ai ciclisti e ai pedoni di fare una passeggiata deve essere giustamente sfruttata, tra virgolette, da parte di chi ci abita vicino a questa pista, perché comunque le opportunità sono tante, abbiamo tante ricchezze del territorio, a partire dalle ville storiche piuttosto che anche delle attività che potrebbero essere l'agriturismo, gli alberghi, i ristoranti, di farsi conoscere. Dal mio punto di vista è un'opportunità da non lasciar perdere, come ho detto anche anzi in conferenza stampa, noi come ente gestore, che dall'anno scorso sono stati attribuiti dalla regione ente gestore di tutto il tratto per circa 70 km, abbiamo il compito di coordinare tutte le idee che ci pervengono dal territorio. Le più importanti e dinamiche realtà della zona parteciperanno con le loro iniziative per dare vita a un ricco programma di attività e appuntamenti lungo la più lunga ciclabile ferroviaria italiana che collega città e paesi lungo un vero e proprio bosco lineare. La grande intuizione è quella di mettere appunto in rete tutte queste opportunità e creare questo grande disegno mettendo assieme tanti piccoli pezzi di questo che vanno a comporre questo puzzle che finalmente ha quella dimensione, quella bellezza per potersi candidare ad ospitare un turismo non solo locale ma anche nazionale ed internazionale per l'offerta che potrà riuscire a essere appunto messa in rete da queste opportunità. Ecco, e quindi che sui binari di questa ex stazione siamo certi potrà, e sicuramente sarà così, correre lo sviluppo anche economico di un territorio meraviglioso.